Se io prima avevo un balcone di 1,30 m, mi hai messo un cappotto, mi hai ridotto l'utilità del mio balcone. Dall'altra parte vi è il condominio, tutti i condomini che dicono abbiamo un riscaldamento centralizzato e di conseguenza mettendo il cappotto abbattiamo i costi di energia, quindi il sacrificio, mettiamolo tra virgolette, che tu ma tutti quanti andiamo a pagare per ridurre la nostra proprietà, ci viene ampiamente compensato con quello che è la riduzione dei costi di gestione del riscaldamento. Ecco, qui si apre quello che oggi è un grossissimo dilemma. Perché... Sì, questo è proprio il caso di specie, perché viene riportato ogni volta, perché è proprio l'esempio classico per capire come ci si può muovere. È un problema che sta diventando annosissimo, anche perché a riguardo non abbiamo ancora giurisprudenza consolidata che ci aiuti nel gestire questa situazione qui, perché abbiamo diverse espressioni da parte di giudici che sono anche entrati secondo me abbastanza bene nel tema, però non sono sentenze definitive che si esprimono sul tema. Qui allora in che maniera possiamo intervenire? Allora possiamo intervenire con quello che secondo me è inizialmente il buon senso, cioè quello di dire, cari signori, prima di dover andare a impugnare una delibera assembleare perché è stato deliberato un lavoro che viene a ridurmi uno spazio, parliamone, discutiamone in assemblea, cerchiamo di capire quali sono gli interessi del condominio, quali sono gli interessi del singolo, magari invece di valutare un cappotto che vada a togliere tanto spessore, cerchiamo di capire se tecnicamente esista un sistema per ottenere lo stesso delta termico riducendo, cioè lo stesso risparmio energetico riducendo la superficie, cioè utilizzando un materiale che occupi meno spazio. Questa è una possibilità. Sì. E poi, a prescindere da questo, secondo me è una cosa fondamentale, un consiglio che do ai condomini, ai colleghi e che utilizzo io stesso, è quello di dire signori, accordiamoci prima, perché sì. il 110 è un'opportunità a tempo, definiamolo in questo modo, quindi i tempi di una impugnazione di una delibera assembleare non ci consentono di mantenerci dentro questi tempi. Dentro questi tempi. Di conseguenza un'impugnazione della delibera fermerebbe un lavoro che poi è nell'interesse di tutti. Di conseguenza accordiamoci prima, facciamo dei contratti fatti bene con i condomini dove andiamo a specificare quelli che sono i lavori che verranno eseguiti, come verranno eseguiti e chiedendo l'autorizzazione ai condomini ad eseguire quei lavori. Certo. La telefonata, pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera. Buonasera, io volevo chiedere un'informazione. Prego. Io abito in provincia di Trento. Sì. No, posseggo una casa, 2 appartamenti. No, il sottotetto e l'ultimo piano è mio. E sotto è di un altro proprietario, no? Io per esigenze di riscaldamento ho dovuto piazzare la caldaia e il deposito gasolio nel sottotetto. Io voglio sapere se questo corrisponde a conformità. Ok, avvocato, posso far rispondere lei? Sì. Allora, il sottotetto è considerato quando non abbia la possibilità di essere usufruito da tutti i condomini e abbia le caratteristiche della cosiddetta camera d'aria, e cioè funga da intercapedine tra il solaio dell'ultimo piano e il tetto, è considerato un accessorio dell'ultimo piano. Quindi non soltanto può legittimamente, salvo poi verificare in concreto le caratteristiche, perché un parere dato così ovviamente non tiene conto delle caratteristiche in concreto dell'edificio che ha descritto il telespettatore, ma se ha queste caratteristiche di camera d'aria può essere legittimamente utilizzato dal proprietario dell'ultimo piano. Così come proprio in materia di pari uso, ma qui la giurisprudenza veramente è oscillante. Fino a qualche anno fa il proprietario dell'ultimo piano non poteva aprire il tetto e creare le cosiddette terrazze a tasca, tanto belle per chi abita all'ultimo piano. Proprio la Corte d'Appello di Venezia aveva bocciato questo diritto del condomino dell'ultimo piano, dicendo che andava ad alterare ai sensi del 1102 la destinazione del tetto. Bene, adesso è giurisprudenza invece molto più recente quella che lo consente, quindi facendo uso del 1102
colui che abita all'ultimo piano può legittimamente aprirsi sul tetto la terrazza a tasca, e questo è considerato un uso legittimo in base proprio all'articolo 1102. Direi che bisogna essere accorti, consultare amministratori competenti e, dove serve, purtroppo anche l'avvocato. Grazie per la risposta. Passiamo magari anche ad altre domande. Abbiamo parlato prima dell'ascensore, è arrivata una domanda a proposito dell'ascensore. L'ascensore a servizio del nostro condominio, scrive questo telespettatore, è sovente fermo per manutenzione. Vorrei sapere se un impianto delicato e pericoloso ha delle norme per garantire funzionalità e sicurezza. Sì. Allora, vengo da lei, Sartori. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'ascensore, le normative prevedono due tipi di verifiche. La prima riguarda la manutenzione periodica semestrale da parte dell'azienda che si occupa del servizio di manutenzione dell'impianto. Quindi questo per mantenerlo in pristino e mantenerlo in sicurezza. Ogni 2 anni poi è fatto obbligo di far effettuare delle verifiche da parte di enti terzi che attraverso una serie di procedure verificano che l'impianto sia correttamente in funzione e che abbia tutti i requisiti per poter funzionare. Al termine di questa verifica viene steso un verbale nel quale si riportano eventuali situazioni di criticità e, nel caso in cui l'impianto si trovi in una situazione di pericolo, può anche essere indicato di bloccare l'utilizzo dell'impianto. Okay, quindi il condomino con un amministratore diligente che fa eseguire queste manutenzioni obbligatorie può stare tranquillo e sereno che l'utilizzo dell'impianto è un utilizzo che viene monitorato semestralmente e anche ogni 2 anni da parte di un ente terzo per verificarne il corretto funzionamento. Capita spesso di ricevere anche nel nostro studio segnalazioni da parte sia dei manutentori che di questi enti nel caso in cui riscontrassero delle situazioni di criticità, e quindi si interviene per mettere sempre in sicurezza e in pristino l'impianto qualora appunto venga segnalato. Quindi oltre a questa verifica periodica da parte della società di manutenzione c'è questo controllo ogni 2 anni che permette di avere sempre un quadro oggettivo e corretto per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, buonasera. Buonasera, prego. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Un'informazione, un'area esterna bene comune a 3 unità abitative. Se un condomino non la utilizza per un certo tempo, può essere privato dei diritti di utilizzarla? Mi riferisco ad esempio a non utilizzarla per 20 anni. Grazie. Può ripetere la domanda? Allora dico, mi riferisco a un'area esterna, un bene comune a 3 unità abitative, quindi lo stesso 3 unità abitative formano già un condominio. Se un proprietario di un'unità immobiliare non utilizza questa area per un ventennio, per oltre 20 anni, può perdere il diritto all'utilizzo? Se non utilizza l'area verde non credo perda il diritto, fa parte del famoso... Sì? Allora, la domanda è complicata e non abbiamo gli elementi per dare una risposta giuridica. Penso che l'avvocato concordi con me su questo aspetto. Allora, l'usucapione deve essere un possesso pubblico continuato e pacifico per 20 anni con l'animus di utilizzare il bene come se fossi proprietario. Poi bisogna capire il titolo iniziale con cui nasce l'usucapione, come il proprietario lo utilizza. Non possiamo oggi dare una risposta generica a una domanda così precisa e così complicata. Per dare una risposta bisognerebbe avere in mano tutti gli elementi di quella che è la reale situazione. Però la sua domanda era se perde il diritto a utilizzarlo o se acquisisce un diritto esclusivo proprio per usucapione, come diceva... No, se perde il diritto a utilizzarlo, perché praticamente una di queste unità immobiliari è un... Mi sente? Sì? Una di queste unità immobiliari è?
è un'attività commerciale che non ha grandi interessi, però diciamo è collegata a questa proprietà sostanzialmente. Ok. E di fatto non viene utilizzata, però potrebbe essere che trascorso un certo numero di anni si perda il diritto, insomma, di poterla utilizzare. Ma se quell'area nasce insieme al condominio, non credo si perda il diritto, si possa perdere, no? Non so, dico a livello così di principio. Se posso. Avvocato, prego. Se posso. Può, deve. Allora, il non uso va abbinato all'uso che fa e chi rivendica poi un diritto di usucapione. Deve essere una tipologia di uso che esclude gli altri, cioè il semplice non uso non è una situazione che consente l'esercizio del diritto di proprietà in via esclusiva da parte di altri. Occorre che ci sia l'espressa volontà di escludere qualcun altro. Allora, un cortile può non essere utilizzato da alcuno dei condomini, ma non per questo se ne perde la titolarità. Esatto. Il diritto di proprietà nasce con un titolo e per privare di efficacia quel titolo e costituirne un altro occorre un atto tecnicamente di interversione del possesso in base al quale quel soggetto che poi rivendica l'usucapione dice: da questo momento in poi lo possiedo io soltanto ed escludo tutti gli altri. Se manca questo atto di interversione del possesso non comincia mai a decorrere l'usucapione. Perfetto, la ringrazio, abbiamo già un'altra telefonata, pronto? Prego. Io le volevo chiedere cosa si può fare in condominio quando c'è un condominio con 2 cani che vengono lasciati all'aperto e che abbaiano dalla mattina alla sera. E nello spazio comune ovviamente, immagino, no? No, è spazio privato quello dove sono i cani. Ok, quindi lasciano nel loro giardino privato i cani che abbaiano dalla mattina alla sera. Quindi il problema non è che li lasciano liberi nel giardino comune, che quindi possono eventualmente mordere o aggredire, ma il problema è che loro abbaiano. Abbaiano. Ok, perfetto, no, era solo per capire, insomma. Prego, Sartori. Allora, diciamo che sì, dobbiamo riconoscere comunque che gli animali domestici in Italia in generale sono molto tutelati, quindi per quanto riguarda il caso di specie la cosa necessaria è dimostrare che in qualche modo questo abbaio vada a diciamo, compromettere la quiete del condominio e diciamo, purtroppo, dicevo prima, non si hanno grandi strumenti per poter diciamo, dimostrare che appunto questo comportamento da parte di questi animali vada a compromettere la tranquillità, la serenità degli altri condomini. L'unica cosa che resterebbe da fare in questo caso, chiaramente oltre a sollecitare un intervento da parte dei proprietari, è eventualmente interessare le associazioni a tutela degli animali, perché probabilmente se questi animali hanno un comportamento così insomma, di disturbo anche nei confronti degli altri, forse anche loro stessi non stanno vivendo una situazione di agio e quindi magari è necessario insomma, far intervenire anche le associazioni di categoria. Oppure eventualmente, come dicevo prima, insomma, in qualche modo munirsi di, intanto affidandosi a un legale, di dimostrare appunto di aver subito e di subire dei danni da parte di questi animali nel loro comportamento. Quindi diciamo che in prima battuta la risposta a mio parere è questa, insomma, ecco, non so il collega o l'avvocato non ha niente da aggiungere. Non posso che concordare. Perfetto, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Davide da Treviso. Niente, volevo un'informazione molto cortesemente, se possibile. Io abito all'interno di un residence in una casetta a schiera, no? Questa residence è formato anche da dei condomini. I condomini si avvalgono della lavorazione, fanno fare le pulizie in nero a delle lavoranti, no? Se succede qualcosa, io come appartenente a residence
vado incontro ho delle responsabilità penali, civili, qualcosa, oppure no. Avvocato, dopo magari faccio completare il dottor Pellizzari, prego. Allora, il lavoro in nero non è una situazione legittima, è evidente. Io spero che non abbiate un amministratore professionista, perché nessun amministratore serio potrebbe consentire che lavoratori in nero operino all'interno del condominio e delle parti comuni. Se questa signora si fa male, cade dalle scale e guardate che succede, i guai se li passa l'amministratore, non solo, anche i condomini. Il condominio è luogo di lavoro e di conseguenza queste situazioni non devono proprio esistere. Non c'è una tutela, non devono proprio esistere. Non c'è neanche un corridoio nel quale si possono in qualche modo tollerare, mi sembra di capire, insomma, è una situazione che l'amministratore non può accettare. Ecco, prego. Pronto? No, niente, mi sembrava volesse completare il discorso. Mancano pochi minuti, possiamo eventualmente anche approfondire proprio con lei, avvocato, questa mail che è arrivata da un amministratore di 4 condomini che ci scrive da Trebasele, che è in provincia di Padova. È vero che nella bozza della legge 220/12 c'era la proposta di depennare l'articolo 1102? No. Allora, intanto la norma del 1102 non è collocata nell'alveo della disciplina del capo secondo, quindi nel corpo 1117-1139 che disciplina il codice civile. Il 1102 è una norma collocata nella comunione. La si applica nel condominio per il rimando generale che è operato dalla norma di chiusura del 1139. 1102 è una norma cardine, è una norma di difficile applicazione e i giudici ogni tanto hanno degli orientamenti oscillanti, come dicevo prima, su alcune fattispecie concrete, ma è una norma cardine, non è pensabile che possa essere cancellata dall'ordinamento. Perfetto, a proposito dell'intervento di prima, prego, voleva aggiungere qualcosa? No, mi sembrava di aver sentito. No, a proposito del telespettatore che ha chiamato prima, si poteva aggiungere qualcosa sul discorso relativamente alle pulizie in nero? Sì. Ma allora, concordo pienamente. Perché adesso non vorrei dire, però magari è una situazione che sento spesso nominare, no? Che magari c'è o chi lavora in nero, oppure uno dei condomini che dice vabbè le faccio io e magari mi scalate, non so, un tot di euro dalle spese condominiali. Magari si possono trovare questi accordi, però sono tutte situazioni borderline, per non dire, appunto, come diceva l'avvocato, non legittime, non consentite. L'avvocato ha chiarito perfettamente come sta la situazione. Io vorrei solo fare una puntualizzazione al condomino. Il condominio parlava abito in un residence. Attenzione, il condominio non è solo sviluppato verticalmente, ma è anche sviluppato orizzontalmente. Di conseguenza io presumo di capire che queste pulizie vengono fatte su quelle che sono le parti comuni del residence. Quindi, pur non facendo solo le pulizie all'interno della scala, farà le pulizie sul giardino, su quelle che sono le parti comuni dell'intero edificio. E quindi comunque la responsabilità ricade in capo, qualora la persona che svolge l'attività dovesse farsi male, ricade in capo sia all'amministratore che a tutti i condomini. Ed è una responsabilità anche penale, quindi andiamo oltre quella che è la mera ripartizione di una semplice spesa. Certo. E quindi qui io invito a non prestare il fianco a nessuno di questo tipo di attività, né da parte di amministratori professionisti, dove è già più difficile farlo, né da parte di amministratori che amministrano il proprio condominio, né da parte di singoli condomini che gestiscono le parti comuni. Sì, è troppo pericoloso, assolutamente, certo. Sì, perché se qualcuno si fa male è troppo rischioso, poi si cade appunto nell'ambito del diritto penale. Abbiamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto? Prego, è in diretta su Telenuovo. Sì, sono sempre quelle delle pulizie, però prego. Non è stato abbastanza chiaro. Io abito in una casetta a schiera, questi fanno delle pulizie su
sugli appartamenti, diciamo, non è proprio di mia pertinenza, però io faccio parte della residence. È la stessa cosa oppure è una cosa, ho sempre delle responsabilità oppure no? Ah, allora no, Dentro, è un'altra, ma allora lei sta parlando del suo, faccio l'esempio, del suo vicino di casa che ha una signora delle pulizie che va a fare le pulizie dentro casa sua, allora, non in una parte comune. No, non è una parte comune, è la parte comune delle scale, diciamo. Io però non faccio parte di quelle scale là. La mia proprietà è all'interno della residence, ben perimetrata, recintata e tutto quanto, cioè se queste si fanno male nelle parti comuni della residence. Ok, però stiamo parlando di una persona all'interno della scala, io sono responsabile o no? Anche se io non faccio parte di quel condominio, diciamo. Adesso ho capito, probabilmente si tratta di persone che fanno le pulizie dentro casa, che però il signore ha paura si facciano male nel momento in cui escono o entrano in una parte che può essere considerata comune, ecco. Non è una persona che avete deciso tutti che faccia le pulizie delle parti comuni, sono persone che hanno accordi privati con privati, giusto? Ho capito giusto? Ok. Esatto. Capito anch'io. È un'altra situazione borderline, però ecco, lui voleva sapere solo se corre rischi lui dal punto di vista penale, ecco. Allora, le faccio una domanda io. Il codice fiscale del condominio è unico e il bilancio del condominio è unico? Il bilancio è unico perché all'interno della residence è unico. Quindi, essendo un bilancio unico, qualora dovesse succedere qualcosa, comunque sia, anche a lei verrà chiesto di giustificare il perché all'interno del bilancio è inserita quella spesa e bisognerà andare a dimostrare se vi sono o non vi sono responsabilità o omissioni che lei poteva fare per evitare questa determinata situazione. Essendo un bilancio unico, non ci sono codici fiscali distinti, indirettamente viene colpito anche lei. Sempre nei termini in cui poi dovrà andare a dimostrare le sue eventuali responsabilità. Ok, chiarissimo. E poi volevo chiedere... Prego. Ok, volevo chiedere anche un'altra cosa per un amico che abita all'interno di questi appartamenti, no? C'è un condomino, quello che ha di rimpettaio, diciamo, che sia tutti quanti i partecipanti, diciamo, i familiari, lasciano le scarpe, ciabatte, scarpe sulle scale, non hanno una scalpera, non hanno niente. L'amministratore dice che lui non può fare nulla, oltre al buon senso, come ci si può comportare? Ecco, abbiamo proprio 30 secondi, se riusciamo a dare una risposta al buon senso, oppure l'amministratore può fare qualcosa? Ma qui l'amministratore può fare qualcosa, perché qui entra in gioco anche il decoro dell'edificio, e bisogna vedere il regolamento condominiale cosa prevede, la non possibilità magari di occupare gli spazi comuni con materiale privato, quindi anche qua bisognerebbe capire. Comunque in linea di principio l'amministratore può e deve fare qualcosa. Grazie al dottor Mauro Pellizzari, membro della Commissione Nazionale Provi Viri, grazie per essere stato con noi, grazie a Filippo Sartori, coordinatore del gruppo Giovani Anaci di Padova. Grazie a voi. E ringrazio anche l'avvocato Monica Marcona, avvocato del Centro Studi Anaci Veneto, in collegamento da Treviso, che è stata con noi oggi pomeriggio. Grazie, buonasera. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento a giovedì prossimo ancora col Condominio Risponde, arrivederci. Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica.